obbliga ad andare tutti a casa. Da quando è iniziata la protesta, il movimento 9 dicembre conta ormai una settimana di attività dei presidi sparsi un po' in tutto il Veneto. L'intenzione è di aprirne di nuovi a macchia di leopardo. La protesta è sempre stata dichiarata ad oltranza, continuiamo sui presidi, stanno nascendo nuovi presidi, si stanno ingrossando altri presidi, questa è la strada che vogliamo fare. A Roma ci si va quando si è organizzati, quando abbiamo polso della situazione e quando siamo sicuri di quante persone abbiamo e di quali persone abbiamo. Chiavegato esclude che vi siano spaccature all'interno del movimento, ma il 18 i veneti non saranno a Roma, troppo alto il rischio di infiltrazione da parte di frange violente. Oggi come oggi portare delle persone a Roma in un recinto che si chiama Piazza del Popolo con permessi che vanno dalle 3 alle 8 di sera, che è quello che ci ha accordato la questura di Roma, sarebbe per portare le persone al macello. E tuttavia, anche se le date non sono ancora state decise, anche l'ala più morbida del movimento sta studiando una 2 giorni nella capitale. Non un corteo, ma una passeggiata con lavoratori, famiglie, bambini e pensionati. Nel frattempo, fermi restando i presidi sul territorio, si pensa a manifestazioni davanti alle prefetture e a forme di protesta alternative. Il prelievo di massa di somme importanti dai conti correnti delle banche, lo stop su larga scala del rifornimento di carburante, la riconsegna dei documenti allo Stato per indicare che non ci si sente più cittadini italiani. Da oggi è attivo a Thiene un nuovo presidio, il 6° nel Vicentino. Giustamente dovevamo fare anche sentire la voce dell'Alto Vicentino per far sì che qualcuno si accorga che, almeno io parlo per la voce degli imprenditori che sono qui, non ne possiamo più delle tasse di Roma. Dobbiamo avere risposte immediate, non fra 5, 6, 7 mesi quando è troppo tardi. Bisognerebbe secondo me fermare tutti i camion, ma essere d'accordo. Sì, perché se no non serve. Guarda qua, sei contento o no? Madonna, da morire. Ah, bravo Vito, ti devo dire che tipo niente come Una meraviglia.